La consegna del rosario è un momento importante nel cammino di formazione del gruppo di preghiera di Padre Pio. La nostra parrocchia è sotto la tutela di Padre Pio, oltre che di Santa Rosa, la sua celeste patrona, e il simulacro di Padre Pio che c'è sul sagrato della Chiesa ben rappresenta la devozione che da diversi decenni c'è nella nostra comunità. Si deve alla lungimiranza di Don Vito Guaragna, il mio predecessore, avere sollecitato la creazione di questo gruppo di preghiera che si riunisce ogni venerdì con l'adorazione e le meditazioni tratte dall'epistolare di Padre Pio. In questa giornata oggi abbiamo celebrato la consegna del rosario. Per i gruppi di preghiera di Padre Pio questo momento è l'inizio ufficiale dell'anno pastorale. In realtà la celebrazione di questo momento è ricordato per il 7 ottobre, proprio nella solennità della Madonna del Rosario. Per questione ovviamente di praticità organizzative l'abbiamo celebrata oggi, che tra l'altro è anche il 13 ottobre, in cui ricorre anche l'ultima apparizione della Madonna di Fatima. Proprio in questa apparizione di Fatima, la Madonna ha chiesto la preghiera, di pregare incessantemente. Ricordiamo che Padre Pio molto devoto della Madonna, e ha raccolto l'invito del Papa durante la Seconda Guerra Mondiale a pregare affinché cessasse la guerra. E lui, raccogliendo questo invito, infatti ha creato i gruppi di preghiera. Anche oggi, a distanza di tanti anni, siamo chiamati a pregare affinché cessino le guerre che in questo momento ci stanno circondando e che sempre più stanno minacciando la vita di tante persone, specialmente bambini innocenti che purtroppo anche perdono in questi combattimenti i genitori. Quindi siamo tutti chiamati a pregare, perché Padre Pio ci ha insegnato che con la preghiera possiamo ottenere tutto dal Signore. Padre Pio dice sempre che la preghiera è la chiave che apre il cuore di Dio, quindi dobbiamo pregare, questa è la soluzione, o meglio è il mezzo che ci aiuterà a poter sconfiggere la guerra e il male che ci circonda.